Ben ritrovati con i TG Flash di New Sicilia. Una nulla della quinta elementare della scuola Emanuela Loi a Palermo martedì scorso si è sentita male per il freddo, cominciando a tremare e a sentire intorpidimento alle gambe. È stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale per ipotermia. Nell'istituto i riscaldamenti sono spenti a causa di un guasto da qualche giorno e le temperature si sono abbassate notevolmente. Ancora un incidente stradale lungo le strade siciliane, per ultimo a Licata nell'Agrigentino. Si è verificato uno scontro tra un autocarro e un'auto in contrada Cannavecchia, all'incrocio tra le vie Architetto Licata e Fontanelle. Fortunatamente i conducenti dei due mezzi avrebbero riportato solo delle contusioni, non versando in gravi condizioni di salute. Una cinquantina di studenti del coordinamento studenti palermitani ha fatto irruzione in una stazione di Palermo per protestare con megafono, striscione e volantini contro l'aumento del prezzo della tariffa. In città, a muoversi utilizzando i mezzi pubblici oltre ai lavoratori, sono proprio gli studenti delle scuole superiori che utilizzano treni e la metro per raggiungere gli istituti e tornare a casa. Si terrà domenica 29 gennaio 2023 alle ore 11 a Palermo, nella sede nautica della Lega Navale Italiana Cala di Palermo, la presentazione della nuova imbarcazione Our Dream. Si tratta di una barca che viene restituita alla collettività grazie all'affidamento alla Lega Navale Italiana dopo la confisca alla criminalità organizzata operata dalla Guardia di Finanza di Palermo. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questa sera alle ore 20.